Ma chi sono questi che... Ma dico, ma basta con sta musica giapponese, va bene il voto per il voto, ma basta questi scambi, io ti voto se tu fai il voto. Aiuto! Basta, legatelo, spegni questa roba. Manda trasmissione. Manda di Gemma, ma cos'è di Gemma? Oh. Va che bella piazza del Dom, gente che vede, gente. Come potrebbe essere quella di Pinto? Aiuto, la trasmissione è stata dirottata. Ma la musica popolare di Walter Di Gemma, ragazzi, io me lo ricordo. Ma chi è Walter Di Gemma? Era un bel ragazzo con i capelli un vecchio tappezziere che esatto. Ma poi dopo ho cominciato a vederlo in televisione, il Walter Di Gemma. Sì, a chi l'ha visto? Lo vedevo, io lo vedevo. Ma secondo me è una parrucca comunque. Ma non so, questi capelli sempre lunghi, però ho provato anche a tirarglieli, ragazzi, mi ha detto vengono via. Ancora mi ha detto. Sì, è lì un godimento che uno ha quando gli si tirano i capelli. Io non ho mai provato una cosa del genere, però sotto le ascelle ne ho tantissimi. Sì, allora dopo te li tiro. Non solo sotto le ascelle. Come fai a sapere? Adesso quella notte eravamo un po' ubriachi, Sammy, però io ragazzi, che è successo a Pontida tanti anni fa, un sabato sera, ragazzi. Avete dormito insieme? Quel che succede a Pontida rimane a Pontida. Signori, 5 minuti con Walter Di Gemma è qua. Ciao a tutti. Ciao Sam, grazie, grazie per avermi ospitato. Storico conduttore di RPL. È vero. Torna a Casa Lessico e tanti altri programmi apprezzatissimi. Torna a Casa Lessico. Ma è vero che hai ancora la sigla? No, guarda, l'hanno oscurata, non so come mai. L'hanno oscurata, mannaggia. Che peccato. Dannazio memoria. Scherzi a parte, ma Walter Di Gemma ha portato a Radio Padania cultura che sta portando adesso in gran parte d'Italia, in televisione, nella sua trasmissione che adesso ricorderemo, ma hai portato anche identità, e questi sono termini che utilizziamo oggi più che mai, perché l'identità sei retorico come una campana, Varino. Ma una volta tanto sto dicendo una roba intelligente, è una cosa giusta. L'identità, cioè qualcosa che ci accomuna alla nostra terra, alla nostra lingua, al nostro dialetto. Tutte le terre. In effetti, io dico sempre, il milanese, per chi è milanese, io perché sono di Milano ovviamente, però questo vale per tutte le persone che sono in territori diversi, dovrebbero avere lo stesso sentimento, cioè la tua lingua è quella. Poi principalmente è la tua lingua, perché io sono cresciuto col milanese, un po' come Totò quando diceva la mia lingua è il napoletano, non è l'italiano, quindi, esatto. Quindi la stessa cosa, qui abbiamo avuto personaggi culturalmente molto, molto alti, molto apprezzati, eccetera, che parlavano in milanese, quindi l'amore primario è quello, poi chiaro si parla anche in italiano, perché è giustamente per farsi E noi in questi anni ci siamo allargati, quindi dal milanese ci siamo sparsi un po' in tutta Italia, dando le identità in primo piano, e quindi le lingue e i dialetti non solo del nord ma anche del centro, del sud Italia, e nello stesso tempo le esigenze dei cittadini, i problemi dei territori, il magna magna che esiste ancora tuttora. Anche in Germania magna, vedo che... E come? No, quindi non è
passato assolutamente niente dall'ultima volta che tu sei stato qui. Siamo sempre in battaglia. Ma io lo so, per la nostra io vi gente. ascolto, so che siete sempre Grazie, in attività e sempre molto molto potenti su questo. Fatto sta che il Walter di Gemma nel frattempo è diventato ancora più famoso di prima facendo questa trasmissione su Antenna 3 Lombardia. Sì, è vero, Canta Lombardia, grazie a Sabrina Musiani che salutiamo. Ciao Sabri e Enrico Musiani che ragazzi ha una tempra che io devo dire, io farei la firma io per arrivare così. Io lo intervistavo nel 1984 a Radio Milano Caponord. Immagino. E già a quei tempi non era un ragazzino giovane. No, non era ragazzino. Per cui io non voglio pensare quanti anni abbia, perché non ne ha di anni. Lui è sempre lui. Riesce sempre a trasmettere una felicità, un romanticismo, un amore incredibile. Ma lui lo dice sempre, io ho 80 memoria, no? Quindi è oltre, no? E tu fai da tre d'unioni. Ma sì, diciamo che è un'alchimia che sta funzionando perché siamo tre entità completamente differenti. E come? E quindi insieme produciamo qualcosa che non ci sappiamo spiegare perché piace, vabbè, finché la va, no? E poi quando sarà, insomma, vediamo. Però ci divertiamo tantissimo, questo è importante. E come hai detto giustamente tu, proporre le cose in dialetto, le cose popolari, eccetera, è sempre un'operazione vincente, perché la gente si avvicina, guarda caso, anche chi ascolta rock, anche chi ascolta musica melodica italiana, anche chi ascolta blues, jazz, eccetera, chissà perché segue la trasmissione. E quindi dici, allora c'è un fondamento nostro che è quello comunque popolare. Dopodiché uno sceglie se andare su altri generi e altre espressioni. Uno può stare in qualunque genere, però deve ricordare che oltre a parlare cinese, giapponese, inglese, francese, ragazzi, dobbiamo anche parlare la lingua del nostro cuore, dei nostri genitori, dei nostri nonni, che è il dialetto, che è la lingua della nostra territorio. Certo, e questa è una cosa imprescindibile, che siate rocchettari, che amiate il jazz, eccetera. Io lo dico a tutti gli artisti che intervisto, gli dico, ragazzo, nel tuo CD, adesso ci sono tutti i file, eccetera, ricordati, fai tante canzoni in italiano, mettine una anche in dialetto, che sia napoletano, siciliano, eccetera. È un omaggio alla tua terra che in qualche modo ti sta aiutando, perché lo zoccolo duro ce l'hai proprio nel tuo territorio. È vero, tanto è vero anche Dario Fo, per dire, diciamo un nome al di fuori, diciamo, di certi ambiti, ma Dario Fo diceva che senza la nostra lingua del territorio noi saremmo morti, e quindi ha detto una cosa esattamente reale, insomma non si può fare a meno della nostra lingua, assolutamente. Signori, noi ci salutiamo con una canzone dedicata al Pinti e al Pirleta. Guarda qua, questi immigrati della radio vengono nelle trasmissioni degli altri, è vero, usano i nostri scusa, rubano la nostra sigla. Allora, le vostre donne. Mi ha chiesto in ginocchio di presentarti perché lui non ti ha mai visto in televisione. Mi sono preoccupato della presentazione in ginocchio, ho detto cosa vogliono fare. Io guardo solo TV giapponese, mi occupo solo di robe giapponesi. Però questi sono un po' indietro, perché va su Remono, ma va su Stereo, perché Mono ormai questo è il primo album. Allora Walter, di soltanto chi fosse interessato ai tuoi ultimi CD, perché ne continua a fare, ragazzi, noi siamo rimasti un po' indietro, ma ne continua a fare, un numero di telefono, un sito internet. Allora andate sul sito internet oppure sugli store musicali, perché noi adesso abbiamo tutto su internet e sugli store si scarica. Si scarica. Sembra quando vai a fare la cacca, mi sono scaricato. No, siete in rebellotto, qui non si dice come quando non posso dire cacca. Non si può dire, questa è una trasmissioncina, È tutto a modo. Avete anche quindi non si scarica. Non si tenetela. È una trasmissione questo è un porto sicuro. Si capisce. Lui, Marco Pitt, è il leghista del voltumano. Non si dice si fa la cacca in rebellotto. Ma neanche si scarica. No, è estetica rebellotto. Non mi posso scaricare. Trasmissione estetica. Ho capito. Noi ci conteniamo. Quindi non ci caga nessuno. Non ci caga nessuno. Esattamente. Senti, il Pirletta di cosa parla?
di un Pirletta. E chi è? No, quella in realtà non ci conoscevamo ancora. Era autobiografica in realtà. Ah, era ma che bella dedicata cosa, a me dedicata stesso. a te. No, è dedicata un po' al Pirletta quello tipico, no? Che parla, dice tante cose che poi non sono vere, Che sono io, inventa un sacco di cose, eccetera, poi, eccetera. Mette musica giapponese? Mette musica E allora sono Sì, io, sì, allora quello, posso quello. lanciarmela io da solo, Certo, tipo certo. Boomerang. Vai, tranquillo. Tu c'è ancora qualcos'altro da dire? No, non io si può sono già a scaricarsi, posto, non si io può. mi sono già scaricato. Ti è quindi sono a posto. scaricato da Perfetto. solo, ragazzi. Sì, sì. Sammy, hai già parlato col teologo, Certo. la caccia alle streghe, hai già fatto il tuo Certo, venerdì gay, Torquemada, gender, già ok? finito, Sì. quindi Perfetto. puoi E anche allora partire. lancio un pezzo autobiografico ma scritto e cantato da Walter Di Gemma, e il Pirletta. Bravo Walter! Guarda me. In Africa cerca e troven in vestaglia un leon con la bavaglia quel po' che resta una smagetta, trio su una maietta e un fin di sigaretta. Come vedete, al netto di quel populismo risibile che abbiamo obtorto collo, ospitato poc'anzi nella nostra pacata trasmissione, avete subito notato come milanese e giapponese in realtà sono sonorità legate da antiche e misteriose origini che demando al professor Rognoni di indagare in una delle sue prossime trasmissioni. Quanto mi piacerebbe cazzeggiare adesso sull'onda di quanto fatto poc'anzi tutto il pomeriggio, ma qual è il motivo per cui la gran parte di voi ci ascolta? Sì, la politica. E quindi ne dobbiamo parlare anche oggi. Sì, abbiamo preso questi 14 minuti che abbiamo rubato alla Fezio Giro, ma solo per una questione agonistica. Scriveteci al 346 642 7756. Scriveteci oggi. Quello che vi chiediamo oggi è quale
argomento secondo voi dovrebbe avere una rubrica fissa nel nostro palinsesto? Scrivetecelo al 346 642 7756 se c'è un argomento che secondo voi dovrebbe avere una rubrica fissa. Ovviamente è dentro l'affezio giro, quindi chi arriva primo guadagna i punti e vince la settimana di piccole fortune. Detto questo, noi però dobbiamo iniziare a correre, giusto Giulio Cesare, perché oggi Matteo Salvini ha rilasciato non solo un'ampia intervista al Corriere della Sera, ma ha anche fatto un'interessante intervista di pochissimi minuti fa con il professor Barisoni, se non sbaglio, dove a 360 gradi tocca un po' tutti i temi di questo momento. Ne sentiamo una prima parte adesso, una seconda parte dopo le nostre rubriche, e poi faremo tutto il possibile per lasciare l'ultimo blocco dalle 5:30 in poi alle vostre telefonate, ovviamente. Ma io avevo l'idea geniale e nessuno me l'ha ascoltata. Ci mettiamo al tavolo perché è un momento difficile, è chiaro che è un momento difficile, però penso che sia anche un momento storico e quindi più siamo a ragionarci meglio è. Cuneo fiscale o flat tax sulle imprese, sicuramente al 1° gennaio portiamo a 100.000 euro il tetto per il regime forfettario al 15% per partite IVA, artigiani, commercianti, liberi professionisti e piccoli imprenditori. Questo è agli atti. Fino a 65.000 euro l'aliquota fissa del 15, fino a 100.000 euro l'aliquota fissa del 20, e la risposta è che molti stanno scommettendo e stanno aprendo una partita IVA. Vediamo, perché poi i numeri devono darci ragione. Io ieri ho incontrato, a proposito di numeri, l'amministratore delegato di Eni e mi ha fatto piacere un numero, perché era una mia convinzione, e mi ha confermato che fra lavoratori in uscita con quota 100 e lavoratori in entrata, in questo 2019, da Eni usciranno 600 lavoratori a tempo indeterminato, fruendo di questa misura nel 2019, e c'è un piano assunzioni a tempo indeterminato di 1.100. Quindi ovviamente non tutte le aziende sono Eni, però la mia convinzione è che quota 100 avrebbe avuto come effetto un ricambio generazionale positivo per le aziende, da molti punti di vista è confermato. Allora, e quindi sono orgoglioso di aver dato diritto alla pensione a tanti italiani, ma soprattutto diritto al lavoro a tanti giovani italiani che altrimenti sarebbero ancora a casa oppure sarebbero all'estero, perché soprattutto in alcune regioni del sud la scelta è quale paese straniero ospiterà mio figlio o mio nipote. Poi è l'inizio di un percorso, però da questo punto di vista, e questo tu sai benissimo, è uno dei provvedimenti più criticati dall'Unione Europea, dalla Commissione europea, da Radio 24. Non mi farai mai cambiare idea. Quota 100 dal mio punto di vista non si tocca. Cambiare neanche radio. E la confermo anche per gli anni a venire. Allora, io resto molto scettico perché penso che il costo sia molto alto, ma non voglio parlare di quota 100 che è già in vigore, l'utilizzo è più basso, tant'è che poi ci arriveremo, qualche cosa vi è rimasto anche in cassa. Però volevo chiudere sulla riforma fiscale e sul cuneo fiscale, perché tutto questo impianto deve essere coperto e qui veniamo al rapporto con l'Europa. Allora, la mia sensazione, Ministro, è la seguente: l'Europa non ha nessuna intenzione di andare allo scontro con l'Italia, non le conviene, c'è la Brexit probabilmente a fine ottobre, c'è una commissione in scadenza e via così. E voi avrete anche la possibilità di andare con 4-5 miliardi contati male, 3 in meno a deficit di richiesta di reddito di cittadinanza e quota 100 più 2 miliardi di maggiori entrate fiscali, la fatturazione elettronica sta funzionando e anche ho visto Cassa Depositi e Prestiti lascerà qualcosa in più come dividendo. Quindi ha ragione Conte e Tria a dire andiamo lì col 2,1 e non col 2,5. Tutto questo può funzionare se non gli mettete le dita negli occhi, cioè se non andate allo scontro duro, perché sennò tutto si rigidisce. Allora, la sua intenzione qual è? Perché se Conte e Tria vanno a trattare e però da Roma lei o Di Maio, diciamo, indebolite la loro capacità contrattuale, forse non è un gran servizio al Paese. Conte è lì a trattare su un binario indicato dal Parlamento, siamo ancora una repubblica parlamentare, quindi il Parlamento ti dà gli indirizzi e tu lì vai a trattare. Evidentemente evitare l'infrazione è obiettivo di tutti, mi auguro,
non a ogni costo, nel senso che se qualcuno proponesse un cambio merce, non ti do l'infrazione, che è assolutamente tirata e gratuita, sarebbe un atto politico e non economico. Lo sai meglio di me, i numeri... Sarebbe la prima volta un'azione per debito con una Francia che 8 volte su 10 sfora il 3%. Non è giustificata da nessun parametro. A meno che qualcuno non voglia dire, in cambio del fatto che non ti imponga un'infrazione, però tu mi dai carta bianca su altri fronti come il Fondo Salva Stati, il MES, che sostanzialmente dal nostro punto di vista come sistema Italia, non come Lega o Salvini, sarebbe una fregatura di dimensioni colossali, perché metterebbe a giudizio i debiti pubblici dei vari paesi e ognuno dovrebbe metterli dei miliardi per salvare eventuali paesi in difficoltà, ma i paesi da salvare non devono avere un debito pubblico a rischio secondo i parametri dell'Europa. Quindi, tradotto in minimi termini, l'Italia ci metterebbe lì miliardi su miliardi per aiutare altri, ma se dovessimo essere aiutati noi, quei soldi non li potremmo usare. Quindi evidentemente si tratta di una truffa o di una presa in giro. Stiamo preparando una manovra economica con maggiori introiti, minori spese, valorizzazione del patrimonio immobiliare, la proroga del saldo e stralcio. Quella era una battaglia a cui ho tenuto fortemente e su cui abbiamo anche un po' questionato coi 5 Stelle, però era e rimane un provvedimento di civiltà che dalle persone fisiche vogliamo estendere alla società e alle imprese, che non sono le grandi evasioni. Io stamattina ero a Roma al compleanno della Guardia di Finanza e Guardia di Finanza dovrebbe andare, come sta facendo, a beccare Kering, l'azienda del lusso, che ti frega 1.300 milioni di euro. Non ti deve perseguitare l'artigiano per 1.000 euro a cui rovini la vita per il resto dei suoi giorni. Quindi quella, anche perché quanti panettieri devi perseguitare per arrivare al 1,3 miliardi che vai a recuperare in Svizzera. Quindi quelli sono soldi ben spesi per gli stipendi dall'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Saldo e stralcio lo vogliamo estendere, è stato rinnovato fino al 31 luglio, la prospettiva di incasso è di 38 miliardi fra rottamazione e saldo e stralcio. Ripeto, non stiamo parlando della grande evasione, stiamo parlando delle cartelle che a volte sono da 40-50 mila euro, che però con sanzioni, more, interessi e controsanzioni ti rovinano la vita e ti costringono a lavorare in nero e non pagare le tasse. Perché la follia è che tu hai costruito dei fantasmi che noi stiamo liberando. Da lì ti arrivano più soldi. È chiaro che ne servirebbero tanti in più. Il computo che stiamo facendo riguarda un'ipotesi di tassa piatta che ha come primo riscontro la semplificazione, perché io penso che la maggior parte di persone che ci siano qua dentro, come le botteghe e i professionisti che incontro io, mi chiedono: Matteo, prima ancora di tagliare le tasse, fammi perdere meno tempo dietro alla burocrazia, alla compilazione dei moduli, che è la prima tassa folle di questo paese, e quindi la flat tax va a semplificare quello. E io sto facendo una riflessione anche sulle aliquote IRPEF, visto che molti italiani comunque alla fine della fiera le tasse non le pagano, a fine anno fra deduzioni e detrazioni. Non è una bestemmia, anzi secondo me è fondamentale reincentivare a tornare in Italia anche i grandi, le grandi imprese e i grandi patrimoni, nel senso che alla prova dei fatti il famoso principio anche i ricchi piangono è stato un disastro su tutta la linea. La tassa sulle barche è stata una delle più grandi boiate approvate negli ultimi anni, per cui c'è andato di mezzo un settore come quello cantieristico che ha licenziato gli operai. Quindi rendere anche appetibile il sistema fiscale italiano per chi fa grandi numeri, secondo me aiuta anche i piccoli, perché la punizione del reddito e della ricchezza non ha mai portato particolarmente fortuna. Allora, no, su questo si figuri, siamo reduci dal Salone Nautico di Venezia, dove appunto emergeva in maniera molto chiara. Una nota per inciso: lì il metodo sulla tassazione è quello della Procura di Milano, lo dico perché la Procura tutte le volte che ha preso i grandi colossi del web gli ha detto o apriamo un'inchiesta o paghi, hanno sempre pagato. Per inciso, e lì sappiamo che il problema dell'Europa è anche questo, concorrenza fiscale interna. Chiudo la parentesi. Stiamo ragionando anche sulla web tax, non per i piccolini, ma per far pagare in Italia a chi vende prodotti in Italia, perché sono stufo di avere grandi multinazionali
che vendono in Italia fanno concorrenza sleale a piccole imprese italiane e poi vanno a pagare le tasse all'estero, non esiste Ministro, lei sa meglio di me che Airbnb nel 2017 ha pagato in Italia 120.000 euro di tasse. Appunto. Come un commercialista. Sarà mica normale. Allora, andiamo avanti, perché ho ancora 2 o 3 domande. Tra le dita da non mettere negli occhi dell'Europa, secondo me, cioè non dà la sensazione che non andiamo a spaccare tutto, andiamo a far saltare il tavolo, ci sono anche i mini bot. Allora, io lo dico onestamente, ma non per posizione ideologica, il tema dei crediti che alle imprese ci sta a cuore, però dati alla mano dal 2012 sono scesi notevolmente in merito ai tempi di pagamento. L'ammontare è calato, poi ci sono alcuni ministeri, tra cui anche il suo, che hanno ancora molti debiti fuori, però io non ho capito il perché dei mini bot, cioè se è debito andiamo, guardi, voi avete un'agenzia al Ministero dell'Economia e Finanze che certifica i crediti e basta estendere all'imprenditore la possibilità di scontare le tasse che deve pagare o l'accesso in banca. Per cui se è debito pagateli, se non è debito è valuta parallela e lì allora mi preoccupo, perché il messaggio che diamo è che stiamo facendo esercitazioni sull'uscita dall'euro. Io non mi innamoro dello strumento, io mi innamoro del fine. Quindi quello può essere un mezzo come tanti altri, però io ho incontrato troppi operatori economici o piccoli imprenditori o artigiani o consulenti del lavoro che venivano da me con clienti che falliscono non per debiti ma per crediti. Non puoi fallire per credito in Italia. Nel 2019 non è pensabile chiudere l'azienda perché non ti pagano quello che hai fatto. Mandate l'incredito d'imposta? È una nostra... tu le conosci? Io faccio il ministro da un anno. Quello che sembra normale da questo lato della scrivania, quando arrivi al ministero è qualcosa di paranormale. Quindi è credito, mi devi 10, ti devo 10, pari e patta, sarebbe troppo facile così. Quindi quello è uno strumento, peraltro approvato all'unanimità in Parlamento. Poi qualcuno ha detto non ho capito cosa ho votato, però se fai il parlamentare e non capisci cosa voti, ti dovresti porre un problema. Nel senso che ti pagano per capire cosa voti. Non so se siete peggio voi con questa proposta o quelli che l'hanno votata senza capire. Ma io la propongo perché so di che cosa parlo. E se tu mi dici bravo bravo e poi ti accorgi che non ti va, però fa niente. Quello però è uno strumento, è un mezzo. Se serve a stimolare anche la possibilità di forzare alcuni vincoli per arrivare al saldo e quindi alla parificazione debiti e crediti, io ne sono contento. Non è moneta parallela, non ci interessa uscire dall'euro, perché da non fuori ci interessa uscire dall'Unione Europea. Vogliamo giocare con le carte che abbiamo in mano, basta che non siano carte truccate da altri. Perché io mi ricordo che quando uno dei massimi dirigenti di Banca d'Italia, Salvatore Rossi, disse è vero quello che denunciavamo noi come Lega ed eravamo euroscettici, sovranisti, populisti, è vero che le norme sulle banche sono state fatte a uso e consumo delle banche tedesche, è di una gravità eccezionale. Perché sentirsi dire da uno che era lì che è vero che le direttive sulle banche approvate a Bruxelles o le norme di Basilea che stanno strangolando il credito e anche alcune scelte folli di alcuni governi italiani che hanno massacrato il mondo delle banche popolari, il sistema del credito cooperativo che non può più erogare in base alla fiducia ma agli algoritmi. E capisci che io voglio un'Europa dove però competo ad armi pari. Allora. Anche perché ricordo a me stesso ogni giorno che Dio manda in terra che l'Italia è il terzo contribuente netto di questo continente. In Europa ci sono 10 paesi che pagano e 17 paesi che prendono. Ora, sentirsi far la morale da terzo paese che paga, da commissari europei che stanno lì perché prendono i soldi che arrivano da Milano e da Roma, un po' mi fa innervosire, anche perché i compiti a casa li stiamo facendo. Però se mi chiedono di dissanguare le imprese o di aumentare l'IVA, dovranno passare sul mio corpo piuttosto di riuscire. Allora, un consiglio non richiesto, ma ci conosciamo da anni, non so se sia una colpa o un merito. Il consiglio non richiesto è levate dal tema i mini bot, ma per un altro motivo, perché all'estero continuano a bombardarci e pensano che stiamo preparando furbescamente la lira. Piuttosto andate a ragionare sia sulla certificazione che c'è al Ministero già possibile, anche per scontarla in banca come esigibilità chiaramente di
di credito bancario. E sulla Germania una nota, 164 miliardi ha messo la Germania nel sistema bancario prima di far passare il bail-in. Io su questo proprio non è che devo darle torto, ha ragione al 100%. Andiamo avanti e poi vedremo cosa capiterà con Deutsche Bank, ve lo dico. Prossime puntate di Focus Economia, vediamo. No, anche perché siccome adesso ci potrà essere qualche problema per la nostra economia, poi quando noi mettiamo dei soldi degli italiani in aziende italiane, aiuto di Stato non puoi farlo. Quando lo fanno gli altri, tanti saluti, no, passa per scemo, no? Su questo sono assolutamente d'accordo. Senta, visto che parliamo di Europa, oggi il Presidente del Consiglio Conte, allora c'era il vertice dei banchieri centrali a Sintra in Portogallo e alla fine c'è stato un applauso collettivo per Mario Draghi e il Presidente del Consiglio ha detto ne sono orgoglioso come italiano. Anche lei ne è orgoglioso come italiano? Ha fatto un buon lavoro, ha assolutamente fatto un buon lavoro con regole, ripeto, nate male e pensate male. Infatti una delle nostre proposte come Lega e come governo è di avere un piano di investimenti a livello continentale finanziato da Eurobond e quindi dalla Banca Centrale, dalla Banca Europea degli Investimenti, quindi che non va a debito per l'Italia, la Germania, la Spagna, il Portogallo, per avere un grande piano di opere pubbliche. Io sono stato negli Stati Uniti settimana scorsa e l'economia americana corre e cresce del 3% quest'anno e c'è una disoccupazione al 3,6 che è assolutamente fisiologica perché A, hanno fatto la riforma fiscale, le imprese pagavano il 35 e pagano il 21, B, hanno fatto una riforma di semplificazione sul modello della flat tax, C, controllando la moneta, stanno facendo un piano di opere pubbliche e di investimenti pubblici che sta riportando a un livello di piena occupazione che non si vedeva da una vita. Interveniamo noi per dirvi che Salvini nella finale di questa intervista la sentiremo intorno alle 17:20. Ora facciamo brevemente le nostre rubriche rituali e poi l'ultima parte sarà tutta per le vostre telefonate. Se sentite di avere già qualcosa da dire usate WhatsApp e SMS. 2019. Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. La bambola cult che ha sconvolto intere generazioni torna al cinema più terrificante che mai. E ora vuole giocare con te. Dobbiamo fermarlo! Dai produttori di It, La bambola assassina, dal 19 giugno al cinema, in anteprima mondiale. Buonanotte, Andy. La situazione non è buona, Richard. Probabilmente ti rimangono 6 mesi. Rompi le regole. D'ora in poi faremo le cose in modo decisamente diverso. Vivi il presente. Voi avete un'occasione. Afferratela, fate la vostra. Con il candidato all'Oscar, Johnny Depp, arrivederci professori. Dover dire addio sarà complicato. Dal 20 giugno al cinema. Amici, ora faremo un viaggetto. Vacanza! Disney e Pixar presentano Forky è il giocattolo più importante che Bonnie abbia al momento. Allerta! Jessie, Andy, Buzz, Bo, Rex, Mr. Potato. insieme in un'avventura straordinaria firmata Disney e Pixar. Salviamo un pocchetto. Toy Story 4 dal 26 giugno al cinema. Tratto da un'indimenticabile storia vera. Ci sono momenti in cui lo guardo, questo ragazzo che ho cresciuto, che credevo di conoscere profondamente, e mi domando chi sia. Steve Carell, Timothée Chalamet. Ho ancora una famiglia. Voglio che siano fieri di me. Beautiful Boy, dal 13 giugno al cinema. In questo momento si parla molto di mercato futuro, no? Degli allenatori. Ieri Allegri diceva non smentisco, non confermo. L'altra settimana Spalletti diceva parlano i risultati, poi vedremo. Tu hai un contratto lungo. Io gli invidio, se hanno tempo di pensare anche a altre cose gli invidio. Come? Se hanno tempo di pensare anche a altre cose gli invidio. Io
A volte se mi piglia voglia di pisciare sono preoccupato perché sono in ritardo a fare qualcosa, quindi se loro hanno tempo di pensare anche a altre cose li invidio. Quindi se ti chiedo cosa sarà la tua estate, se questo è il tuo futuro, non lo so, complicato. so che un giornale ieri ha scritto: io mi sono incontrato il dirigente della Juventus, ho già telefonato all'avvocato per vedere se ci sono tutti gli estremi per fare una causa. Ci sono gli estremi. Ci sono gli estremi, perché Posso se si fare una parla domanda non al Canogno? condizionale. Ma essendo una notizia totalmente falsa, io voglio capire dal mio avvocato se ci sono gli estremi per fare causa. E questa è la sigla di oggi per il nostro spazio Gioco di Squadra con Vincenzo Matrone. Come dire, c'è uno spettacolo che noi ci godiamo da spettatori e c'è un dietro le quinte. Quello che cerchiamo ogni giorno, ogni settimana di raccontarvi del gioco del calcio. Oggi con Vincenzo Matrone, intanto gli diamo il benvenuto. Ciao Vincenzo! Buon pomeriggio a tutti voi. Allora Vincenzo, questa faccenda di Sarri l'abbiamo usata come un tema emblematico per raccontare un davanti e un dietro le quinte, ma oggi il nostro dietro le quinte va a toccare un tema che è di assoluta popolarità con la formazione femminile dell'Italia che è arrivata alla fase finale del mondiale, e però io a te non ho ancora chiesto che tipo di calcio è il calcio femminile. Calcio femminile è calcio, è uguale a tutti gli altri sport, cioè noi non ci chiediamo quando vediamo Bolt che tipo di 200 metri è quello femminile, o quando vediamo la pallavolo che tipo è quello femminile. Esattamente, è uno sport femminile con le sue bellezze, la sua poca tradizione, come dicevo, perché non ha storicità. Ognuno di noi che è un po' grandicello non ricorda il papà che l'ha portato a vedere una partita femminile o una serata passata con gli amici ai popcorn a vedere, magari a ridere o a piangere per una partita femminile. È un po' quello che manca, e poi, ripeto, ha pregi e difetti al femminile. Ecco, quali sono le principali differenze, se ci sono, rispetto al calcio maschile? Tu hai detto pregi e difetti, ma parliamo anche di differenze. Quali? I pregi ci possono essere che adesso non c'è tutto questo stress anche da parte dei tifosi, quindi non si vedrà una partita femminile dove gli ultras si picchiano fuori. E questo è già una buona notizia, no? Certo, ci sono tante cose in questi aspetti che sono vantaggiose. Quello un pochino diverso è la struttura fisica, la statura. Se vogliamo parlare proprio di cose tecniche, se si fa la media dell'altezza dei portieri femminili sono molto più bassi di quelli maschili, tanto che qualcuno ha pensato magari abbassiamo le traverse, riduciamo un pochino il campo, poi qua si aprono dei file dove ti danno del maschilista o delle cose del genere. Chiaro, poi c'è una caccia alle streghe sempre pronta, ma noi ce ne freghiamo. Non sono affatto maschilista, anzi vedendo la partita femminile a volte ti lasci un po' prendere, essendo comunque un maschio, ti lasci un po' prendere anche dalla bellezza di una ragazza. Come è giusto che sia, e come penso accada a parti invertite, no? Quindi. E quindi assolutamente che ben venga. Io ho tanti sport dove ho il ricordo femminile, cioè se penso al salto in alto penso a Sara Simeone, non penso a nessun maschio, se penso al nuoto penso alla Pellegrini, quindi assolutamente nessuna discriminazione. Manca a volte la forza fisica, non vedo il tiro da 40 metri di Roberto Carlos, sarà un po' difficile, non è perché non lo sanno fare, perché la forza fisica in certi atteggiamenti manca. Allora, io ti volevo porre anche un tema proprio più tipico del nostro appuntamento, Vincenzo, quello del professionismo, perché questo è un altro elemento di grande differenza. E calciatrici femminili professioniste che possano fare solo quel lavoro lì sono molto poche, almeno in Italia. Cambia tantissimo, perché se tu ti svegli al mattino e l'unica preoccupazione è quella di doverti allenare e quindi di scendere in campo, ricordiamo che neanche al maschile c'è tutto professionismo. Ancora in Europa League trovi qualche piccolo paese dove magari lui il giorno fa l'elettricista e la sera va a giocare a calcio, quindi anche nei preliminari di Europa League a volte si trova il semiprofessionismo. Nel femminile infatti vanno bene le squadre che adesso sono state affiliate alle squadre maschili, come la Juventus, come il Milan, come la Fiorentina,
L'Inter ha fatto un campionato pazzesco dalla Serie B, vincendo tutto e venuta alla Serie A, indubbiamente aiuta tanto. Ecco, tornando al calcio maschile, ti volevo chiedere che cos'altro si può dire riguardo ai movimenti delle panchine. Ieri c'è stata la giornata di Maurizio Sarri, il Milan ha ufficializzato Giampaolo, insomma si sta già muovendo tutto. Sì, altri movimenti per adesso ci sono stati tanti, hanno scombussolato tutto. La Juve ha preso il Che Guevara degli allenatori, un po' adesso c'è una trasmissione politica, è un po' come se la Meloni si fosse veramente messa con Che Guevara nella campagna elettorale. E quindi per spiegare agli amici che almeno capiscono meglio, la cosa difficile sarà la prima volta che vince, se è coerente dovrebbe dire certo che vinco, con il bilancio che ho vedi un po' che perdo, perché questi erano gli argomenti suoi che erano giusti. Io condivido gli argomenti che faceva prima Sarri, poi si è passato dall'altra parte, ha fatto un po' il politico, alcuni politici, non voglio offendere tutta la categoria che non è giusta, però quindi è carino anche con la giacchettina e la cravatta, l'ho visto bene. Allora Vincenzo, per oggi noi ti salutiamo, ma come sempre ti ringraziamo per la nostra chiacchierata e diamo appuntamento a tutti sull'indiscreto.it per seguire i tuoi spazi su quel sito. Grazie ancora Vincenzo. Benissimo e buon weekend a tutti voi. Allora, mentre noi stiamo per tornare a parlare di politica, salutiamo un po' di gente. Simone che vorrebbe una rubrica fissa di economia, il nostro Manzoni che peraltro ha vinto questa settimana di Affezio Giro con una vittoria al photo finish su Stefano Del Brembo, quindi Manzoni hai vinto una settimana di piccole fortune, mi dispiace per Stefano Del Brembo, medaglia d'argento. Economia anche per Mattia Davarese, mentre Raul da Cesano Maderno torna alla carica con le guerre nel mondo, un'altra rubrica fissa, insomma un osservatorio più concreto e forse anche autobiografico, permettetemela, Lorenzone 199 che dice le pensioni, e poi gli Anonymous che onorano il loro voto per il voto e anche oggi mandano una bella foto di Greta Thunberg costellata di come si dice, di didascalie amorose. Detto questo, noi corriamo verso la completezza dei contenuti che vogliamo farvi sentire. Ora lo spazio Parlamento, che è molto interessante, abbiamo Alberto Gusmeroli, è intervenuto sul decreto crescita, che se vogliamo è l'attualità di questo momento per la Camera dei Deputati. È un intervento di pochi minuti fa, quindi freschissimo, ve lo facciamo sentire, ovviamente un esponente della Lega, poi torneremo sulle parole di Salvini e dalle 17:30 fino alla fine, fino alle 18, sarà invece spazio, se lo vorrete, per voi e le vostre telefonate. Qui Parlamento. Onorevole Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, l'Italia è ammalata di bassa crescita. Dal 2001 al 2018 il prodotto interno tedesco è cresciuto del 25%, quello spagnolo del 19%, quello francese del 14%, quello greco del 2% e quello italiano del meno 3%. L'Italia è veramente ammalata di bassa crescita, di elevata tassazione, di elevata complicazione fiscale, contabile e burocratica. Si bada più alla forma che alla sostanza. Un paese che ha delle peculiarità uniche, ma che unicamente non riesce a sfruttare. E possiamo fare il parallelismo con le opere d'arte storiche italiane che rappresentano il 50% del patrimonio al mondo e che anch'esse non riusciamo appieno a sfruttare. Ebbene, negli interventi precedenti ho sentito parlare di enorme debito pubblico, ma non ho sentito parlare di quello che è stato fatto per la crescita. Ho sentito criticare
il basso incremento di questo decreto del PIL, ma ho seguito gli oltre 1000 emendamenti delle minoranze e non ho visto granché sulla crescita. Allora bisogna forse parlare di meno e agire di più. Questo è il... Ebbene, il problema in realtà non è neanche il debito. Io non posso credere che la Commissione europea castighi l'Italia perché mancano 5 miliardi di euro su 2.360 di debito pubblico. Il problema in realtà è che negli ultimi decenni l'Italia è cresciuta meno della media europea e se fosse cresciuta esattamente come la media europea noi avremmo centinaia di migliaia di posti di lavoro in più. Allora il problema è la crescita. Ebbene, non è solo un problema di spinta economica, ma è anche un problema di riduzione di imposta. Il governo ha messo questo nella sua agenda, l'ha già attuato nella manovra di bilancio per le piccole e medie imprese e i professionisti e lo attuerà ancora e l'ha attuato in questo decreto crescita. In questo decreto crescita abbiamo il ritorno del superammortamento, abbiamo la diminuzione dell'IRES se si investono gli utili in azienda, abbiamo la diminuzione del cuneo fiscale perché l'INAIL a regime diminuisce del 30%, ma abbiamo tantissimi interventi. Grazie al sottosegretario Bitonci abbiamo la proroga della rottamazione che è stata un grande risultato perché oltre 1.700.000 italiani hanno potuto fare pace col fisco e non sono evasori, non era un condono, era gente che ha sacrificato la sua esistenza per pagare i propri dipendenti, per pagare i fornitori e non è riuscito a pagare lo Stato e adesso in 5 anni potrà adempiere a un obbligo a cui non si è voluto sottrarre. Al 31 luglio sarà appunto riaperta la rottamazione, ma sono tanti gli interventi. Ricordiamoci che prevenire è meglio che curare. Allora prima si è criticato il discorso del salvabanche. Bene, è stato inventato la possibilità di trasformare le differite attive in credito d'imposta per le imprese e per le banche, proprio nell'ottica di prevenire. Sono stati aumentati i fondi di garanzia alle piccole e medie imprese. Grazie al nostro presidente Riccardo Molinari per la prima volta entra la tutela dei marchi storici e perché nessuno aveva pensato a tutelare il Made in Italy e certi marchi, sempre a posteriori, mai prevenendo le criticità. Grazie a Giulio Centemero e a Massimo Garavaglia il futuro, la blockchain, l'intelligenza artificiale al servizio dei mercati finanziari, al servizio dei risparmiatori e al servizio dei controlli. Allora il decreto crescita è tantissima roba per le imprese, per gli italiani, per tanta gente. Ma il governo ha messo la riduzione delle imposte come obiettivo e siccome abbiamo già visto che in America il tanto vituperato dai giornali Trump ha ridotto brutalmente le imposte ottenendo una forte crescita economica, allora la strada è quella, ma la strada è anche più facile da noi, perché loro l'hanno fatto a debito e noi lo possiamo fare facendo emergere l'enorme sommerso, perché il sommerso si combatte con i controlli, ma si combatte riducendo le imposte e semplificando la vita alle aziende. Allora, voglio farvi vedere
L'autorevole giornale Italia Oggi, che il 14 di giugno dice 20 nuovi obblighi fiscali per le imprese dal 2014 al 2018. Siete stati presi dal furore della complicazione. Avete messo spesometro, estesometro, avete messo la comunicazione dati IVA, avete fatto di tutto per complicare la vita delle imprese pensando che è così che si combatte l'evasione fiscale. Invece è semplificando e riducendo le imposte. Allora, il progetto di legge semplificazioni 1074, Ruocco, Gusmeroli e tutti i componenti della Commissione Finanze, i bravissimi componenti della Commissione Finanze, Lega, 5 Stelle e anche col contributo delle opposizioni, è finito nel decreto crescita. Decreto crescita che per la prima volta ha semplificazioni fiscali, toglie lacci lacciuoli alle imprese che non ne possono più di passare il tempo con le complicazioni per pagare delle imposte troppo onerose. E allora ci sono interventi per il riciclo degli imballaggi, ci sono interventi a favore delle piccole e medie imprese. Ricordiamoci che la peculiarità economica di questo Paese sono le piccole e medie imprese, sono i piccoli commercianti, sono i piccoli artigiani. E questi troveranno per la prima volta nella storia una norma che agevola l'apertura e l'ampliamento dei negozi nei centri storici, nelle piccole città sotto i 20.000 abitanti. Ora, il nostro governo ha puntato fortemente dal primo giorno. E non è vero che non ha una visione, ha la visione giusta, perché dal 2012 al 2018 con manovre restrittive il debito pubblico è solo aumentato ed è aumentato del 18% in 6 anni. Questo avete fatto. Allora bisogna puntare alla crescita. Il governo ha puntato diretto alla riduzione delle imposte e alla crescita di questo Paese, come l'America, perché noi in questo modo è l'unico mezzo per uscire da questo guado, perché così stiamo tornando veramente a essere orgogliosi del nostro Paese. Noi dobbiamo assolutamente pensare all'incremento di questo Paese, alla crescita, perché questo Paese non è secondo a nessuno e siccome volere e potere noi ce la faremo a migliorare questo Paese. Noi ci crediamo, ne siamo sicuri. Grazie a tutti, voteremo la fiducia. Qui Parlamento. E questo in diretta dal Parlamento, davvero pochi minuti fa, in cui Gusmeroli ha parlato del decreto crescita. Ora torniamo a sentire Matteo Salvini, ci saranno ancora circa 15 minuti di sue domande e risposte, anche queste sono freschissime di pochissimi minuti fa, e poi avremo tempo fino alle 18:15 circa, 18:20 per le vostre telefonate, per fare un bel dibattito, quindi cominciate se volete a scaldare i motori e intanto sentiamo Matteo Salvini. Banca centrale, dalla Banca Europea degli Investimenti, quindi che non va a debito per l'Italia, la Germania, la Spagna, il Portogallo, per avere un grande piano di opere pubbliche. Io sono stato negli Stati Uniti settimana scorsa e l'economia americana corre e cresce del 3% quest'anno e c'è una disoccupazione al 3,6 che è assolutamente fisiologica perché A, hanno fatto la riforma fiscale, le imprese pagavano il 35 e pagano il 21, B, hanno fatto una riforma di semplificazione sul modello della flat tax, C, controllando la moneta, stanno facendo un piano di opere pubbliche e di investimenti pubblici che sta riportando a un livello di piena occupazione che non si vedeva da una vita. Ora noi siamo diversi, abbiamo dimensioni diverse, abbiamo storie diverse, abbiamo una struttura sociale diversa, però io mi domando chi potrebbe dire no a un grande piano di opere pubbliche finanziate a livello di Banca Centrale Europea, altrimenti facciamo ridere perché c'è a bilancio, sappiatelo, il grande piano per gli investimenti dell'Unione Europea sono 17 miliardi per 10 paesi in 7 anni. Quindi fai la moltiplicazione, 17
diviso 10, diviso 7, che grande piano di investimenti. Sì, facciamo la Milano-Monza come metropolitana, che tra l'altro abbiamo finanziato noi come governo. Di più non è che riusciamo a fare. Sì, tra l'altro l'Europa continua a essere stupida nel calcolo perché non distingue, lo diciamo molte volte, tra costo e investimento. Qualunque azienda sa che un macchinario è un investimento, non è un costo. Abbellire l'ufficio della segretaria è un costo, non è un investimento. Poi per alcuni è un investimento pure quello, però dipende dai rapporti che hai con la segretaria. Però dico, in generale è una cosa ben diversa avere un costo e un investimento. Qua continuiamo a mettere a deficit. Ma infatti nel crescita che sta prendendo la fiducia oggi, infatti qualcuno non può essere qua perché c'è il voto di fiducia sul decreto crescita, c'è un piano ad esempio per l'IMU sui capannoni, già l'abbiamo aumentata dal 20 al 40% come deducibilità, 50, 60 e 70% nell'arco del triennio. Un altro tema su cui anche qua teoricamente i vincoli di bilancio mi dovrebbero dire non puoi, ma noi la faremo perché è utile al paese. Io sono stato a Verona, il settore dell'auto è fondamentale, l'automotive. Molti paesi europei hanno una detraibilità del 100% dell'IVA per le auto aziendali, qua è a zero. Noi vogliamo metterla nel prossimo documento economico. Perché ti dico che mi dicono di no? Perché teoricamente tu avresti un minore introito stimabile in 400 milioni di euro, ma stando ai dati minimali, grazie al rinnovo del parco auto aziendale, tu Stato incassi di più e arrivi a 500 milioni di euro. Quindi siccome avrei un triplice effetto positivo, faccio vendere le auto, rinnovo la flotta che inquina di meno e creo posti di lavoro perché quelle auto qualcuno le costruisce, noi questo provvedimento lo mettiamo nella prossima manovra economica e se ci dicono di no lo mettiamo lo stesso. Permettimi, questo te lo posso preannunciare. Avevo promesso questa mattina che avrei chiesto al Ministro se avrebbe accettato di farsi pagare lo stipendio in mini bot, però mi sembra che lei si stia già disinnamorando, quindi non andiamo al mini bot sullo stipendio. Invece, un'altra cosa, questo è il Festival del Lavoro e quindi è il festival di chi lavora, diciamo così. Ecco, secondo lei tutti i ministri del governo potrebbero partecipare a questo festival? Sì. Tutti? Assolutamente, sì, tutti. E anche tutti i sottosegretari. No, perché glielo chiedo. Non mi farai mai dire niente di diverso. Beh, insomma. Perché poi vado via con i miei figli, non voglio avere il telefono intasato domani di gente che mi chiede spiegazioni. Quindi gliela rifaccio Quindi siamo tutti bravissimi. Allora, applauso più convinto. Grazie. Tutti, visto che insomma qui sì, su qualche tema la vediamo in maniera un pochino diversa. Però... No, perché invece noi notiamo che al di là dei vari decreti su blocca cantieri, sulle opere pubbliche ancora non abbiamo capito quando vi sarà l'accelerazione di cui abbiamo disperatamente bisogno. Lei sa che abbiamo molte cose che ci contrappongono, tra cui il calcio, e io quando sento che la Brescia-Padova sull'alta velocità è ancora bloccata, veramente vorrei mettere mano al teaser, non alla pistola, e idem per il Brennero, lasciamo stare la TAV, idem per la Bari-Napoli, e penso semplicemente a... Posso fare una previsione? Che entro l'anno tutte le opere di cui stai parlando partiranno. Quindi salta Toninelli? No, ma sei veramente in malafede, perché tutti si stanno rendendo conto del fatto che il paese ne ha bisogno. Va bene così. Però. Allora, questo vale anche per le zone... No, ma ci sono... Attenzione, la tutela dell'ambiente, per carità di Dio, è fondamentale. Ho 2 figli, io non è che voglio che crescano in paese. Però a me piace l'ambientalismo che si coniuga a una crescita responsabile. Se nel nome dell'ambientalismo non pianto più un chiodo e non muovo più un mattone, quella è la morte del paese. Penso al gas e all'oil in Basilicata, penso alle grandi infrastrutture. In Italia c'è bisogno di porti, aeroporti, strade, tunnel, ferrovie. Penso a Ilva.
Penso alla situazione dell'Ilva. È fondamentale tutelare la salute di quei bimbi, di quelle mamme, di quei lavoratori, però se c'è un imprenditore che sta mettendo sul piatto centinaia di milioni di euro per riportare a norma uno stabilimento, lascialo lavorare e digli grazie, perché dà lavoro a 15.000 famiglie in questo paese. Ma su questo, e quindi non gli puoi complicare la vita, gliela dovresti agevolare la vita. ArcelorMittal è molto seccata su questo, perché li ho incontrati e stiamo lavorando. Te lo vengo a dire a te. Faccio giornalista, mica faccio... Senta, una cosa, però, parlando con lei, mi sembra che la cabina di regia economica ci sia già a Palazzo Chigi e ne sia lei il regista. Io faccio da vicepresidente del Consiglio. Io ho passato il giorno di San Valentino al Ministero dell'Interno con 30 rappresentanti dei pastori sardi, perché c'era un problema e a me se il problema... 14 febbraio, me lo ricordo perché era la prima volta che passavo San Valentino in compagnia così... 30 pastori sardi a San Valentino. Così ricca? Ve lo dico perché... No. E uno dice, ma perché tu? Ma perché se posso aiutare a risolvere il problema, lo faccio. Però l'incontro con tutte le categorie e le forze rappresentanze economiche mi piacerebbe organizzarlo entro luglio, e mi piacerebbe che l'Italia, la faccia di tutti, facesse in questo 2019 la manovra economica prima di tutti gli altri e la più anticipata nella storia delle nostre manovre economiche. Molto importante. Alcuni capisaldi noi ce li abbiamo già in testa. Almeno non passiamo mesi e mesi a dibattere dello 0, cosa fatta, capo A. Visto che siamo al Festival del Lavoro, vorrei chiudere con due domande. Una riguarda il Sud, perché lì il problema è l'assenza di lavoro. Allora, quando parlavo dei ministri, mi dispiace tornare sul tema, però qui ci sono due aspetti. Le regioni del Nord chiedono maggiore autonomia e hanno votato per questo, seppure in maniera un po' differenziata, Emilia Romagna, dal Veneto e Lombardia, però insomma quello è il tema e vorrei capire a che punto siete. E dall'altra parte noi vorremmo vedere partire in maniera incisiva le zone economiche speciali, le ZES, che lo dicono riguardano principalmente il Sud, però so che Venezia e Rovigo ha chiesto una ZES, anche lì c'è un'area, non è che le aree depresse siano solo al Sud. Allora, lì l'interlocuzione con il ministro Lezzi, perché poi insomma sappiamo che sul doppio fronte è lei, diciamo, l'interlocutore. Sono stato all'assemblea di Confartigianato questa settimana e anche il presidente di Confartigianato ha riconosciuto e mi fa felice che l'autonomia fa bene all'Italia, perché l'autonomia significa merito e responsabilità, perché spesso e volentieri il problema dei cittadini del Sud non è la mancanza di risorse, è l'incapacità a voler essere buoni, l'incompetenza e l'irresponsabilità di chi amministra queste risorse a livello comunale e regionale. Con l'autonomia chi lavora bene viene premiato, chi non lavora bene viene sanzionato e non può dire è sempre colpa di qualcun altro, è colpa di Roma, è colpa di Milano, è colpa di Barisoni, è colpa dei consulenti del lavoro, è colpa del destino. No, i soldi ci sono. Il dramma è che in molte situazioni i soldi ci sono, ma non vengono spesi o vengono spesi male. Quindi se la Lega è diventata primo partito del Lazio e primo partito in provincia di Reggio Calabria, evidentemente perché c'è voglia di operatività e penso soprattutto alle infrastrutture. C'è il binario unico in Puglia, c'è il binario unico a gasolio in Sicilia, nel 2019, quindi quando parlo di un grande piano di opere pubbliche lo dico perché se non riparte anche l'economia del Sud, tutti i discorsi che stiamo facendo rimangono solo sulla carta. Non puoi avere una regione Lombardia che ha anticipato il reddito di cittadinanza però in maniera efficace, con dote lavoro, e quindi fatti 300.000 disoccupati grazie agli interventi di Regione Lombardia. In autonomia 1 su 4 viene ricollocato con le politiche attive nel mondo del lavoro, da altre parti è 1 su 44 e quindi è evidente che bisogna... Il paese è diviso oggi. Tu dimmi che oggi la sanità lombarda è uguale alla sanità calabrese o l'università lombarda è uguale all'università di altre regioni del Sud. Oggi il paese è diviso perché in alcune regioni chi ha sbagliato non ha mai pagato. Io voglio che se uno sbaglia paghi e con l'autonomia io ho la certezza che vedo chi fa bene e chi fa male e quindi penso che serva a tutti. Glielo dico Così come, nota di cronaca,
penso che sia arrivato il momento di fare finalmente una seria, approfondita e decisiva riforma della magistratura, perché l'altro fonte assolutamente scoperto è i tempi dei processi, la giustizia amministrativa, il processo tributario, l'inversione dell'onere della prova, e tempi in Olanda per un primo grado ci mettono 3 mesi, qua ci mettiamo 3 anni, non è possibile. No, faccio noto come cronista che lei nell'intervista a Corriere ha chiesto la riforma della Banca d'Italia, qui chiede la riforma della magistratura, perché avete più riforme che giorni, però dico, immagino che... ma perché non ci devono più essere poteri che devono essere indipendenti, ma che in caso di errori non rispondono a niente a nessuno, perché se tu sbagli paghi, se io sbaglio pago e se qualcun altro sbaglia non paga. Ministro, Banca Italia era pagata per vigilare. Han vigilato? Non so, te lo dico. Han vigilato? No. E allora? Casi no. La riforma della magistratura la chiede anche alla luce di quello che è successo, vicenda di cronaca sul CSM? No, la chiedo a prescindere. Con alcuni principi devono esserci tempi certi, come in tutti gli altri lavori, tempi certi per la stesura delle sentenze, per le indagini preliminari. Non ci possono essere italiani sotto processo a vita. Io ti do 1 anno, se entro 1 anno trovi degli elementi, mi mandi a processo. Se dopo 1 anno non hai trovato niente, torno un libero cittadino. Perché siamo in un paese civile, non siamo in un paese di presunti colpevoli. E aggiungo, per farmi altri amici, se fai il magistrato e fai politica, ti dimetti per sempre dalla magistratura e non torni più a fare il magistrato. Sarà una delle mie ultime interviste a piede libero, questa. Poi... su questo non c'è dubbio. Ricordatemi con affetto. Non c'entra niente. Ma le arance gliele portiamo, Ministro. Non c'entra nulla lo scandalo del CSM, le inchieste. In questa sua... No, lo chiedo 2 volte perché, insomma, sai che... Allora, potranno essere cose sgradevoli, non faccio il giudice, non mi permetto di dare giudizi. Però mi sembra che sia arrivata Biancaneve. Poi io Lotti non lo conosco ed è politicamente lontanissimo da me, per ovvi ed evidenti motivi. Ma con una magistratura divisa per correnti che decide le nomine e i posti. Secondo te, fino a ieri, come decidevano? No, lo dico ai colleghi perché mi sembra che dopo settimane in cui non trovavamo il ministro silente sul CSM, adesso la risposta è dove sono i colleghi. No, ma perché non mi piace... No, ma ho capito bene. Detto questo, le do uno... Anche perché nella riforma è una piccolissima parte, però questo riguarda anche la categoria dei giornalisti, di cui mi onoro di far parte da giornalista professionista in aspettativa da qualche anno. Non è civile. Non è civile che i giornali siano pieni di pezzi di intercettazioni senza nessuna rilevanza penale. È una cosa da quarto mondo. Se ci sono cose che riguardano processi e reati, è giusto che le si legga. Se ci sono aspetti che riguardano la vita privata, che escono da una procura e finiscono in edicola, dovrebbe finire in galera sia chi le fa uscire dalla procura, sia chi le pubblica sul giornale. Perfetto. Perché la vita privata dovrebbe rimanere vita privata. Allora, andiamo alla conclusione. E lo dice uno che è stato fotografato in boxer mentre era al mare con i bimbi, non sto parlando di quello evidentemente. Vabbè, però quello anche un po' se lo cerca, Ministro. Dai, vabbè, molto... andrò in giacca e cravatta in spiaggia, non so cosa dirti. Anche in affari. Comunque c'è quell'ex magistrato che l'ha superata perché ha bloccato Conte in mutande, quindi il paese si rincorre su questo. Senta, ultime 2 note. Una chiosa non richiesta, sì, la riforma della giustizia, per favore, introducendo non dei principi di controllo dell'attività dell'indipendenza no, per carità, ma di efficienza delle procure, sì. Cioè, così come per gli ospedali ci sarà un modo per misurare l'efficienza di un medico senza intervenire, anche una procura, e io penso, così andiamo in galera in 2, che un PM che istruisce inchieste e poi le perde sempre all'estero, nel mondo anglosassone, per esempio, o non la porti neanche in giudizio perché hai troppe possibilità di perderla, e comunque un po' di valutazione, se uno continua a imbastire in inchieste. Ho chiesto ai miei tecnici un principio che vale nel privato. La promozione non automatica per anzianità.
qualunque cosa tu faccia. La promozione con dei criteri di valutazione del merito. Chi produce di più va avanti, chi produce di meno sta fermo, perché altrimenti gli scatti automatici non sono esattamente l'incentivo a sbattersi. Lei teme, ultima domanda che però è politica pura, ma voglio fargliela, lei teme il rientro di Battista in politica o nel mondo del lavoro? Vabbè, allora vado veramente a chiudere perché devo dare rispetto. Questa è la vignetta, se me la fate salire, che dovrebbe sintetizzare i temi toccati dal ministro Salvini. Auguri. Dov'è la parte sui magistrati che l'avevano detto? No, non vale, quella no, lasciala fuori. Tagliatela. Allora, abbiamo detto tutte queste cose? Sì. Ma che roba? Vedi, quello, uno non si rende conto di quello che dice delle volte e poi te lo ricorda. Però sono d'accordo con quasi tutto quello che ho detto. Questo è già importante. C'è in questo momento, è partita la delegazione della Regione Lombardia, col capo di gabinetto il governatore Fontana, per Losanna. Ora, visto che qua siamo in Italia e tutti tifiamo Italia, vorrei chiudere con una cosa che non c'entra niente apparentemente, però forse qualche posto di lavoro potrebbe crearlo, visto che parliamo di lavoro, è la candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi del 2026. Possiamo chiudere su questo, almeno un bocca al lupo a chi sta cercando di... Sì, noi ci abbiamo creduto fin da subito. Mi spiace che qualcuno si sia sfilato, che Torino si sia sfilato, perché sarebbe stata la prima Olimpiade alpina da ovest a est, però qualcuno non crede ai grandi eventi. Io penso che l'Italia possa e debba ospitare grandi eventi. Nella minore delle stime possibili, le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali 2026 porterebbero un indotto di valore aggiunto di almeno 3 miliardi di euro in Italia, senza contare il turismo, senza contare gli impianti sportivi, i giovani, la valorizzazione dei nostri territori. Quindi spero che lunedì il responso dovrebbe uscire intorno alle 18. Mi dicono che ci sia un weekend di mercato in quel di Losanna, però spero che tutti stiamo tifando Italia e che lunedì ci sia questo bel risultato, perché tornando dagli Stati Uniti ho portato a casa la consapevolezza che a volte noi qua ci vediamo peggiori di come siamo, quando andiamo all'estero c'è enorme voglia di Italia e c'è enorme stima per gli imprenditori e i lavoratori italiani, e quindi speriamo di portarla a casa. Io mi associo, immagino tutta la sala, sia a tifare per la candidatura di Milano di Cortina, sia per le azzurre, sia per l'Under 21, non per il Milan, ma questi sono altri problemi. E con questo vi ringrazio, grazie al ministro Matteo Salvini. Ed è stata una lunga intervista, ma credo interessante. Se volete però ora è il momento di sentire altre voci interessanti, nella fattispecie le vostre. Abbiamo una trentina di minuti a vostra disposizione allo 0266 20 35 29. Non c'è bisogno che io faccia un riassunto di quello che a volte qui chiamiamo il radar che guida la nostra perlustrazione dell'attualità. Salvini ha già detto un po' tutto e su ogni cosa ha espresso quella che è l'opinione sua e della Lega. Se volete dire la vostra, allo 0266 20 35 29, sia che siate leghisti, che siete d'accordo, sia che vogliate invece toccare temi diversi da quelli che abbiamo sentito fin qui. Anche oggi, come accade in questi giorni, mi permetto solo di farvi questo breve riassunto delle cose che non sono state toccate da Salvini, ma giusto per segnalarvi altre piste di atterraggio per le vostre opinioni. Abbiamo quanto accade in Iran con la tensione altissima con gli Stati Uniti. Trump che dice: ho annullato raid militari all'Iran 10 minuti prima che scoccassero, quindi siamo davvero a un soffio. E ancora abbiamo Conte impegnato nel negoziato difficile, così lo definisce, con l'Unione Europea, e sulle nomine dei commissari europei ancora nessun accordo. Ecco, questo è un tema interessante da affrontare, se lo vorrete. L'Italia fa bene a pretendere un commissario europeo? E se sì, quale potrebbe essere una pedina chiave, in che ruolo? Questo credo possa interessare sia chi leghista è e ci ascolta, sia chi leghista non è, ma vuole dire comunque la sua.
il tema del CSM, anche questo oggi ha conosciuto uno scossone con Mattarella che dice un quadro sconcertante e inaccettabile, da oggi si cambia. Queste sono le parole di Mattarella. E poi c'è sempre la Sea-Watch, oggi è intervenuto l'ONU, faccia sbarcare i migranti della Sea-Watch, è stato così verso l'Italia, mentre Salvini a Conte dice intervenga l'Olanda, essendo la nave olandese. Ricordiamo a questo proposito, ma giusto per scrupolo, che fisicamente la Sea-Watch può attraccare a Lampedusa, non credo che sia plausibile un contenimento con la forza, diciamo, del suo sbarco. È chiaro che col decreto sicurezza bis, se la Sea-Watch attraccasse a Lampedusa, violerebbe delle chiare norme di legge e ci sarebbero delle pesanti conseguenze di natura penale per l'equipaggio, per la sua condotta, non per aver salvato delle persone, per aver disobbedito a tutta una serie di indicazioni e di aver avuto un comportamento incoerente. Però se il tema è salvare queste 50 persone, farle star meglio, farle andare giù dalla nave perché poverini non stanno bene, lo si può fare immediatamente e poi passare, come è normale che sia nella storia del mondo quando si ha un'idea in contrasto con una legge, passare delle conseguenze, ma attenzione, conseguenze penali di uno stato di diritto, non succede niente di fuori dell'ordinario, insomma, da questo punto di vista, niente di fuori dalla democrazia e dalla Costituzione. Però mi permetto di sottolineare questo passaggio, ecco, perché questo io credo potrebbe aggiungere qualche elemento alle vostre riflessioni. Prendiamo intanto la prima delle vostre telefonate. Pronto? Sì, pronto, Giovanni. Ciao Giovanni, benvenuto. Sono contento, benvenuto anche a voi, grazie sempre a voi. Ho sentito il grande, ovviamente, il ministro Salvini, che quella risposta su Di Battista è stata fenomenale. Sì, una bella battuta e una bella risposta. Ma chi è Di Battista? Oh, è veramente, l'ho sentita bella tutte le risposte. Ho telefonato anche, a parte dopo aver sentito il grande. Oggi a Lampedusa, come spesso accade, e come in altri porti, sono sbarcati altri 100. Sì, 100, bravo, hai fatto bene a dirlo. Uno sbarco, diciamo, che non è stato intercettato, uno sbarco proprio puro. Ma perché non viene intercettato quando abbiamo i droni, quando abbiamo i sonar, che vedono anche una targa piccola? Poi abbiamo gli elicotteri che partono, vanno via da Lampedusa, perché Malta non li ha voluti. Prima partivano da Malta, adesso dice no, qua all'aeroporto voi altri non potete atterrare, punto e basta. E non succede niente. E invece partono da Lampedusa, guarda caso. Abbiamo i sonar, i droni, che vedono anche... Grazie, questo è molto interessante, è un tema che mi sono posto anch'io, non ho sentito degli esperti, sono andato però a leggermi un po' tutti gli articoli per capire come è possibile che questi 100 arrivano a Lampedusa e tutte i mezzi di informazione di tutti gli orientamenti che sono andato a consultare, la sintesi che provo a farvi io è questa, che sostanzialmente in estate, ormai siamo al 21 giugno, il traffico di barche legittimo aumenta tantissimo e quindi il sonar non ha la capacità di identificare l'anomalia di una rotta. Nella fattispecie di questo sbarco a Lampedusa, poi con una tecnica che è stata quella della nave madre, ossia mettiamo una nave che riesce a ospitare stipate 100 persone e al suo interno ha dei microbarchini per l'ultima parte, quella di sbarco. Con questo strumento può succedere che riescano a eludere i controlli. È anche vero però che nella fase successiva allo sbarco c'è stata l'identificazione di almeno uno di questi natanti, sono stati fermati, pensate, 9 scafisti, no? Quindi alcuni tra gli sbarcati, alcuni non si capisce insomma se tra gli sbarcati o nella fase di rientro quando è stata poi identificata la nave madre. Il tema però del controllo marittimo, da quel che ho capito guardando tutti questi siti, però se avete esperienza in merito confortatemi o criticatemi liberamente, perché ripeto non è verità assoluta, è questo, banale se volete, ma io non ci avevo pensato, cioè con la bella stagione aumentano le barche e tu in questo aumento di barche non riesci più a stabilire l'anomalia di una barca per la rotta che fa, per la dimensione che ha, eccetera. Questo è quanto ho capito. Prendiamo una telefonata. Pronto?
Pronto Marco? Sì, ciao, benvenuta. Sì. Ciao, grazie. Senti, ascolta, io poco fa ho letto quella notizia lì su Google, quella notizia degli sbarchi, dei 100 sbarchi, e poi ho letto anche un'altra cosa, cioè che il sindaco di Palermo ha messo un bando per far sì che la gente accoglia, che le famiglie o anche i pensionati accolgano in casa i rifugiati, perché sono una risorsa. Sì. E anche di altre città. Ora, non si era detto che si sarebbero ridotte le quote da 35 a 21. Sì, gli euro sono ridotti, Gli euro sono per quanto riguarda l'euro per richiedente asilo sono già stati ridotti da 35 a 20 e poi ci sono stati tanti altri tagli di spesa, per cui adesso, insomma, diciamo così, il risultato finale è che solo le realtà più strutturate e meno improvvisate possono realisticamente farsi carico dell'accoglienza. La sto mettendo giù un po' tagliata col falciotto, ma per arrivare alla sintesi, ecco. No, ho capito, comunque persistono, cioè noi non ci salveremo più da questa storia, assolutamente no, bisogna prendere una misura drastica, perché barchini, barchette, barconi e poi per di più anche il Papa che non fa niente altro che perorare la causa di questi qui e addirittura ce la vuol far passare come una ricchezza, come un dono della provvidenza. Cioè, ho capito, grazie alla nostra ascoltatrice, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto Marco, buonasera Mauro di Reggio. Buonasera Mauro. Vedi, in Italia esiste un paradigma che è sbagliato in partenza, ovvero quello che recita che stando dentro all'Europa si possono cambiare le regole. Sarebbe un po' come far diventare erbivoro un leone. Non escludo che tra 8-10 mila anni questo sia possibile, ma adesso no. Sarebbe come voler togliere dalle fauci di un molosso una succosa bracciola. Questo non potrà avvenire a meno che tutti possa andare a rischiare di essere azzannato ai polpacci. L'unica alternativa sarebbe quella di dare una botta fortissima in testa al molosso e potergli portare via la bracciola. Ragion per cui io ritengo che sia totalmente sbagliato continuare a rimanere in un'Unione Europea che è un coacervo di paradisi fiscali, no? In cui le regole sono state strutturate dal 2010 in poi solo ed esclusivamente per dissanguare completamente questo paese. E se un uomo ha 7 litri di sangue, noi ci troviamo nelle condizioni di averne solo 2, per cui siamo attaccati a una macchina e o ci fanno subito un'iniezione di 4 litri di sangue oppure la nostra vita è destinata a terminare in brevissimo tempo. Ciao. Grazie Mauro da Reggio. Intanto arriva, vedete, ad esempio l'Anonymous, molto seriamente, lui da Trieste ci scrive, onestamente la rotta mediterranea è gestibilissima in confronto a quella balcanica. Qui il confine con la Slovenia, il passaggio dei migranti è difficilissimo da controllare, decisamente massiccio in estate. Mi dispiace se ne parli poco. È vero, se ne parla molto poco perché non ha le caratteristiche estetiche e di richiamo spettacolare che ha uno sbarco. È vero, però il confine con la Slovenia bisognerebbe parlarne di più. Ecco, grazie all'Anonymous, questo è uno dei temi di cui ci dovremmo occupare, ma molto di più. Davvero dovremmo prendere dei contatti e proveremo a farlo. Grazie all'Anonymous. E prendo per buono anche quello che mi dice sulla rotta mediterranea, perché ripeto, non ho fatto una grande ricognizione, non sono stato lì a chiamare mezzo mondo. Quello che ho visto l'ho dedotto traendolo dagli articoli, e tutti quelli che si sono chiesti ma com'è possibile che succede, la risposta che viene data da quelli che ci capiscono, giudicate voi se è una vera risposta, se è una pezza che viene messa insomma a buco avvenuto, è questa, che siccome è estate, sono aumentate le barche, non si riesce più a distinguere bene, a fare un buon controllo di queste barche, che poi si muovono ovviamente con una loro intelligenza dal punto di vista dell'elusione dei controlli. 0266 20 35 29, se volete le linee sono aperte, sono libere, sono spalancate a vostra disposizione. Dicevamo, gli argomenti principali, oltre a quelli che abbiamo sentito da Salvini, sono la tensione tra l'Iran e gli Stati Uniti, che ci auguriamo tutti non sfoci in nulla, che non sia una tensione diplomatica, perché visto l'arsenale in campo in entrambe le parti potrebbe davvero essere un qualcosa che si sa come inizia ma non si sa come finisce. Su questioni di Casa Italia abbiamo Mattarella che oggi ha preso una posizione netta
nei confronti del CSM, dicendo quadro sconcertante e inaccettabile, presupponendo l'apertura di una nuova pagina. E ancora abbiamo invece la situazione che riguarda la trattativa con l'Europa, il difficile negoziato, e anche qui io vi invito, se lo volete, a provare a immaginare, secondo voi, se l'Italia dovrebbe avere un commissario europeo. Mauro D'Areggio dice non serve un commissario europeo perché insomma per l'Italia l'Europa è un problema più che una risorsa. Un commissario europeo probabilmente, prova a seguire il ragionamento di Mauro, non servirebbe a niente. Ecco, diteci voi se siete d'accordo, se invece è meglio cambiarla da dentro, se c'è margine secondo voi. 0266 20 35 29. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Ciao Marco. Ciao, benvenuto. Luciano da Cervia. Ciao Luciano. Allora, posto che a mio modesto avviso l'UE e l'euro di conseguenza sono un sistema di stampo mafioso finanziario. Detto questo, per le ONG la mia domanda è questa: non sarebbe opportuno da parte del governo, visto che si dichiarano loro stesse organizzazioni non governative, quindi un qualcosa che esula sia dal governo, sia dal sistema democratico, sia dal sistema paese, dichiarare fuori legge o comunque una dichiarazione che non permetta a nessuna ONG di approcciare il territorio del paese, perché uno che è come, scusate il paragone, ma le BR erano sedicenti brigate rosse, ma erano contro lo Stato, cioè un'organizzazione che si dichiara essa stessa non governativa automaticamente, implicitamente si dichiara non pro o a favore di un governo di un paese qualsiasi. Sì, al di là del paragone che ci sta per la libertà di pensiero, ma che come sai è stato forte, il tema che si pone sulle ONG e su cui molti ormai, direi anzi la gran parte delle persone l'ha dimostrato insomma il voto delle europee, anche in senso lato, che non dovrebbero occuparsi di pattugliamenti e ricerca e salvataggio in mare, cioè ci sono missioni militari, c'è un dispositivo comunque efficace da parte di tutte gli stati coinvolti, da parte delle varie capitanerie, insomma c'è questo genere di faccenda. Il problema delle ONG, quello che viene poi indicato come problema strutturale, è il cosiddetto pull factor, ossia se io scafista so che a poche distanza dalla mia costa libica io i migranti posso spedirli su una bagnarola, tanto verranno raccolti da una ONG, io posso continuare a fare il mio business. Se io non ho questa certezza, perché se io come migrante so che ora che si arrivi in acque territoriali italiane, insomma ci vogliono molte miglia, è tutto il mio lavoro è più difficile come trafficante, e quindi più o meno consapevolmente, io credo meno consapevolmente, ma sulle intenzioni fate quello che volete voi, il punto è questo, cioè c'è una capacità magnetica che queste ONG, queste missioni navali oggettivamente hanno, ecco, ed è un qualcosa che non riesce a gestire nessuno in Europa, perché si comportano in questo modo, ogni Stato poi vedete reagisce a modo suo. L'Italia sostanzialmente le ha messe, quando si comportano in maniera così arbitraria, le ha messe al bando. Perché qual è il tema della Sea-Watch? Mi permetto, abbiamo una telefonata in attesa, ecco, chiedo all'ascoltatore 30 secondi per spiegare una cosa che è interessante, credo. Il tema della Sea-Watch non è che loro hanno raccolto dei naufraghi e l'Italia cattiva non li vuole. Il tema della Sea-Watch è che loro hanno raccolto dei naufraghi, dopodiché, attenzione, la Sea-Watch stessa ha chiesto al porto di Tripoli, quindi lei ha chiesto al porto di Tripoli se potevano considerare Tripoli porto sicuro e sbarcare i migranti. Il porto di Tripoli, che non credo sia molto sicuro, però a questa domanda che gli viene fatta hanno risposto: ma sì, se sbarcate 50 persone, cioè, noi riusciamo a gestirle con tutti i problemi che abbiamo, portatele qua. E la Sea-Watch a quel punto, è proprio questo il comportamento incoerente che vi dicevo prima, ha risposto a sua volta: voi li prendete, allora noi non ve li portiamo, perché secondo noi non è un posto sicuro. Cioè come se io mi invitassi a cena da Carnelli dice: guarda, vieni,
non ho fatto la spesa, però qualcosa riesco. Ah, ma se non hai fatto la spesa io non vengo a casa tua a mangiare una scatola di fagioli. Cioè, io mi sono invitato a casa di Carnelli. Scusate la banalizzazione, ma a volte per far arrivare certi meccanismi magari serve anche banalizzare, ecco, mentre tante parolone magari rischiano di non arrivare proprio a tutti e rimanere tra addetti ai lavori o comunque persone interessate particolarmente ai dettagli di queste vicende. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ciao Carlo dalla provincia di Brescia. Ciao Carlo, benvenuto. Io lancio una domanda nell'etere molto semplice. Vai, lanciala. Allora, vale la pena far sopravvivere l'euro per morire noi? Ecco, questa è la mia semplicissima domanda. Tutto qua. Tu dici che l'euro e la sopravvivenza dell'Italia sono un'alternativa o l'uno o l'altro? Assolutamente sì. Assolutamente. O torniamo a stampare moneta o è inutile che parliamo di finanziarie, di progetti, di futuro. È impossibile, non ne possiamo parlare perché c'è qualcuno che decide per noi e si chiama euro. Tutto. Grazie mille questa affermazione che vedete arriva dritta al bersaglio. Noi facciamo una pausa ma brevissima, 30 secondi, poi ancora con le vostre telefonate. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? E rieccoci, vedete di nuovo in diretta 0266 20 35 29. Abbiamo anche ci sarebbero due parole di Conte, ma non sono dirimenti. Ha detto clima di dialogo positivo, quindi vuol dire, tradotto al politichese, non abbiamo ancora combinato nulla in questo vertice tra leader europei. Sulla BCE Conte dice: da italiano sono orgoglioso che ci sia stato Mario Draghi, e fin qui ancora non abbiamo detto nulla. E sul bilancio italiano Conte dice: i numeri reali li diamo noi, non li dà chi ci fa le stime in testa. Questo, se volete, può identificare una volontà di tener duro su una contrattazione più o meno muscolare. Questo ce lo diranno i risultati della missione del Premier Conte. Prendiamo subito intanto un'altra telefonata allo 0266 20 35 29. Pronto? Pronto? Mi senti? Sono Sergio da Trieste. Ciao Sergio, benvenuto. Ciao, buonasera. In tempi non sospetti, volevo dire una cosa. La Lega diceva: ci ricorderemo di loro. Esempio, Angelino Alfano. Sì. Dove è finito l'ex ministro dell'interno, tu apri responsabile di centinaia di migliaia di clandestini, che ha fatto spendere agli italiani miliardi di euro per il loro mantenimento? Questo signore probabilmente vivrà tranquillo, magari con la scorta e qualche privilegio. So solo che ci manca. No? Nonostante ci abbia fatto fessi tutti. Cosa dici? Sarebbe ora di occuparsi di questo signore? Ma guarda, io ti ringrazio di avermelo ricordato. Quando lui non è stato più ministro, quando è scomparso dalla scena pubblica, io ho avuto timore, ho detto: ma noi riusciremo ancora a fare delle trasmissioni senza Angelino Alfano? Quante notizie, quante trasmissioni ha permesso qua a Radio Padania Angelino Alfano? Io quasi vi invito ad andare su radiopadania.org e dedicare una tessera ad Angelino Alfano. Un abbonamento a nome Angelino Alfano, poi glielo recapitiamo noi personalmente. Allo 0266 20 35 29, se volete potete ancora intervenire in diretta. I temi sono un po' questi, vedete, si sta intervenendo soprattutto toccando due corde, quella della contrattazione con l'Europa e poi il tema dell'immigrazione che negli ultimi giorni ha conosciuto una lieve ripresa di sbarchi, perché abbiamo avuto i 100 della nave, chiamiamola nave fantasma, a Lampedusa, e poi il caso della Sea-Watch, che da 9 giorni in acque internazionali ma a 15 miglia da Lampedusa. Finora vi state concentrando su questi due temi, potete continuare a farlo, se però ovviamente vi sembra
più utile toccarne altri, prego, come sapete il nostro filo diretto è libero e a vostra disposizione. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, ciao, benvenuto. Mi chiamo Luciano, sono un imprenditore e chiamo dalla provincia di Milano. Ciao Luciano, che impresa hai? Ciao. Se posso chiedertelo. Io costruisco dissalatori per acqua di mare. Ho capito, dissalatori per acqua di mare. Watermaker. Sì. E è un bel tipo di lavoro, un bel tipo di mercato. Le nostre macchine vanno sui mega yacht, sugli yacht, nei resort vicino al mare, in posti tropicali, molto bello. Per tirare avanti in questi ultimi anni abbiamo fatto tantissima fatica perché abbiamo combattuto anche con il dollaro a 1,42 sull'euro, per cui sono concorde con il signore di prima che diceva l'euro è la morte del nostro paese, per cui o Italia o euro. E dirò di più, anche l'Europa ci sta portando in fondo alla fossa. Direi che il MEC sarebbe l'Europa del futuro. Il MEC che cos'è? Il MEC, mercato comune europeo. Ah, quello potrebbe andare bene? Il MEC, e ora non so tu quanti anni hai, io ormai sono abbastanza vissuto, per cui ho vissuto l'era MEC e tornare a quello va bene o no? Certo, tornare a quello andrebbe bene perché permetteva un certo tipo di scambio intereuropeo e quello va bene. Ma le frontiere devono esistere perché i paesi sono diversi, le economie sono diverse, è tutto comunque diverso una dall'altra. Noi lavoriamo con tutto il mondo, con le nostre macchine, ti posso garantire che l'italiano è ben visto da tutti, però è impossibile approcciare determinati mercati perché l'euro ci sta strozzando, ci sta uccidendo. Grazie. Noi siamo riusciti a stare in piedi in questi anni perché abbiamo abbassato i nostri costi al valore del dollaro. Perché? Perché avevamo un'azienda consolidata per cui vivevamo e lavoravamo per mantenere fornitori, dipendenti, ma non potevamo crescere. Infatti stiamo tutt'oggi lavorando con delle macchine utenti a controllo numerico, ma del 1990, acquistate quando si pagavano anche degli interessi capestri del 16,70%, capisci? Oggi ci sono gli interessi molto bassi, ma nessuno compra niente, perché compri se hai lavoro. Se hai lavoro non ti accorgi di pagare gli interessi, non ti accorgi neanche di pagare le tasse se ci sono i presupposti di lavorare, ma se non ci sono quelli tu puoi pagare anche lo 0,1 di tasse. Grazie per questa bella testimonianza. Ti ringrazio, è una bella testimonianza, sei entrato anche nel merito, però ci hai permesso insomma di farci carico anche per qualche secondo dei problemi concreti, reali, che sono poi quello che sta dietro, no? La qualifica imprenditore. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao Pinky. Ciao Manzoni, benvenuto. Hai una settimana di piccole fortune, hai vinto l'Affezio Giro. Infatti sono fortunato che ti parlo assieme. Vedi che culo. Mi dici come sta il piantone a Varese, se c'è ancora o se non una battuta. Ma guarda, sembra un baobab. Addirittura, mamma mia, avevo 5 anni quando ho visto la prima volta il piantone, ora ne ho 58, figurati te. Allora, come si dice in questi casi, sta benissimo Manzoni, guarda, mai stato così bene. Perfetto. Sprizzo di salute. Hai fatto le scuole alte dietro Piazza Montegrappa, si vede. Allora, senti, il signore che ha telefonato prima, che fa dissalatori, dovrebbe venire qua in Canarie, che qua funziona tutto con dissalatori. E oltretutto se li esporta, non paga un ciuffolo di IVA e non paga un ciuffolo di dazio. Ci guadagnerebbe totale a mettere sull'azienda e gli danno pure i soldi, se la apre. Vedi come tu sgravata di IVA, sgravata. Vedi che l'Europa a lui farebbe comodo allora. Però forse ai suoi dipendenti un po' meno. Guarda, forse ai suoi dipendenti un po' meno, perché dovrebbero o trasferirsi alle Canarie oppure salutarli. Perfetto, ma ci guadagnano anche loro, perché pagherebbero un cazzo di contributi e guadagnerebbero di più di ma anche secondo me l'Unione Europea, se fosse come ce la regala Manzoni, cioè ci trasferiamo tutti alle Canarie,
io sarei anche molto più europeista. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Io mi trasferirei a La Gomera. Non so se si può stare a La Gomera, che è un'isola tutta tonda. Pronto? Eccoti. Ciao Pinti, sono Marco da Mantova. Ciao Marco, benvenuto. Allora, noi un discorso del genere, cioè quello che sto per introdurre, 5 anni fa non lo potevamo fare, visto che eravamo al 3-4%. Ora che siamo al 35% lo potremo anche fare. Vai. Cioè, legato al fatto che si sta assistendo ad un assurdo, cioè mai così grosso attacco agli stati nazionali. E questo attacco avviene da più fronti. Da una parte ci sono le ONG, che appunto come organizzazioni non governative lavorano contro gli stati per portare avanti il meticciato. Abbiamo un'importante fetta della Chiesa, che sia cattolica, che sia protestante, cioè non ortodossa, l'unica che non si muove in questo senso è la Chiesa ortodossa, cioè quella russa. Abbiamo l'attacco delle grandi istituzioni internazionali come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale. C'è l'esempio anche dell'Argentina che ha accettato le regole del Fondo Monetario Internazionale ed è un paese sostanzialmente fallito. Nessuno ne parla, però l'Argentina a settimane andrà alle elezioni e Macri probabilmente non verrà riconfermato come presidente. E poi c'è naturalmente, per quanto concerne l'Italia, c'è l'Unione Europea. Sì. Dobbiamo vedere a questo punto il gioco che fa Conte, perché noi sappiamo che non siamo solo al governo con i 5 Stelle, ma noi governiamo con Mattarella. Sì, certo. E Mattarella è il braccio armato di, se sta ancora bene, Napolitano. Quindi è un europeista convinto. E bisogna vedere che c'è anche il discorso di Tria, che anche quello è stato voluto da Mattarella, cioè dall'europeismo più totale. Conte che cosa gioca? Gioca con noi o gioca contro di noi e magari fa parte della troica insieme a Mattarella e a Tria? Cioè tutto gioca contro gli stati nazionali. Noi dobbiamo fare questo discorso alla gente, lo possiamo fare perché Matteo Salvini è fortissimo nel divulgare concetti complicati con parole comprensibili da tutte. Perché se l'ultima cosa che stavo dimenticando, non dimentichiamoci anche della moneta voluta da Zuckerberg, la Libra. Sì, quello è un tema molto interessante. Perché è sganciata dal dollaro. A questo punto quella è una moneta che magari quest'anno non funziona, a parte che entrerà nel 2020, però magari nel giro di 1 anno o 2 anni non funziona, ma se entra in gioco metterà fuori gioco il dollaro, che è la moneta più forte del mondo. Infatti io fossi Zuckerberg non prenderei l'aereo quest'anno. Quindi c'è tutto che sta giocando, c'è i grandi organismi internazionali, cioè le grandi multinazionali, il grande potere economico globale sta giocando una partita all'ultimo sangue con gli stati nazionali. Prima ha inserito i politici, e poi chiudo, politici che siano controllabili, come quelli che abbiamo vissuto noi negli ultimi 10 anni, ma anche quelli che ci sono in Europa, non sono altro che dei servitori del grande capitale internazionale. E adesso, servendosi appunto di questi politici che pur di far carriera si sono venduti l'anima, sta cercando di giocare anche sul discorso. Uno, la distruzione della società, una religione globale, universale per tutti, e una moneta che dismetta le varie monete degli stati, sostituita dalla famosa moneta elettronica che stanno cercando da anni di sostituire a quella cartacea che avevano in tasca. Spero di aver condensato tutto in maniera comprensibile. Al limite tu sei bravo a sintetizzare, se non ho spiegato bene penso. No, è molto, molto interessante il tuo quadro, come sempre contorni netti con Marco da Mantova, ma difficile poter dire che queste foto satellitari che ci ha proposto in forma di opinioni, insomma, non siano del tutto giuste, almeno per quanto mi riguarda. Poi avrei ovviamente le mie riflessioni, ma sono qui per dare spazio alle vostre. Prendiamo la prossima. È cascata? Allora 02 66 20 35 29. Vabbè, allora a sto punto la faccio la mia riflessione, mentre però aspettiamo le vostre. Tutto giusto, tutto bello. Io diffido, ma come Marco da Varese, dalle letture quando hanno i confini così ad angolo retto. Cioè le ONG vogliono fare un piano di invasione per imporci il meticciato. Mi sembra che si prenda una linea di tendenza che c'è
e che però è più sfaccettata in realtà di questa frase, che però è più comprensibile. Non so se sono riuscito a farmi capire, perché alla fine se uno vuole dire una cosa facile la dice facile e fa bene a dirlo. Nel nostro caso, essendo la radio, possiamo anche permetterci di guardare dentro le cose. Ecco, secondo me le linee di confine non sono così nette come quelle che fa Marco da Mantova. Secondo me sì, ci sono delle tendenze culturali che abbracciano l'idea di un mondo senza frontiere, però ecco, a me sembrano fortemente in crisi queste tendenze culturali, non mi sembrano arrembanti, mi sembra che il voto delle europee le abbia spazzate via, anche a sinistra. Il voto di Lampedusa, il voto di Riace, il voto che non è arrivato al Movimento 5 Stelle, secondo me è questo, cioè anche elettorato di sinistra che ha detto piuttosto che votare per l'immigrazionismo tout court, io o non voto o voto la Lega o voto il PD e non queste frange, diciamo, più a sinistra, non la Boldrini. Ecco, a me sembra di aver visto questo un mese fa. Un'altra cosa che ho visto, poi lascio spazio al prossimo ascoltatore, è anche qui il negativo di quello che ha detto Marco da Mantova. Lui dice un grande assalto contro gli stati nazionali. Ecco, io sono d'accordo, ma vedo in realtà una grande riscossa degli stati nazionali, perché oggi ci sono Macron, la Merkel e Conte che non riescono a mettersi d'accordo sui commissari europei. Questo vuol dire che gli stati nazionali tornano a far valere tutto il loro peso, secondo me. Ripeto, non è diverso da quello che ha detto Marco da Mantova, è un po' il negativo di quello che ha detto Marco da Mantova. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Ecco, bene, giusto. Arrivo giusto? Aspetta Nicolò, sei stato per alcuni ascoltatori 2 giorni fa, io ho chiesto chi è il vostro ascoltatore affezionato preferito e mi hanno detto Nicolò da Padova. Ma è inevitabile! È esagerato, un po' di modestia. Ma un po' di modestia, Nicolò. Non è modestia, è perché hanno capito, no, che quando uno parla col cuore, no, parla il cuore alla gente semplice, quelli che lavorano, che si dannano per portare avanti il proprio lavoro, la propria famiglia, la propria realtà, difendere i territori. Partiamo da queste realtà. La Lega, e questo movimento è un movimento che difende gli oppressi contro tutti i prepotenti. Partiamo da questi elementi semplici. Per il 26 maggio è stata la riscossa degli oppressi contro i prepotenti, contro questa Europa di prepotenti. Questo abbiamo fatto emergere. Questa è la forza della Lega. Come con la battaglia di Legnano, no, contro il tedesco, il Barbarossa, 1000 anni fa abbiamo cambiato il mondo, l'Europa, abbiamo portato l'autonomia in quel periodo là, abbiamo difeso il lavoro delle piccole attività che c'erano allora e oggi ripetiamo la stessa identica battaglia. Oggi cambieremo questa Europa. Adesso stiamo battendoci qui in Italia, no? Per cambiare anche questa Italia, perché cambieremo, l'hanno capito il Sud, verranno in massa con la Lega, perché la Lega promette lavoro, li libera dall'essere schiavi e poi partiremo all'attacco di questa Europa centralista, la cambieremo e diffonderemo il messaggio della Lega, che è un messaggio di lavoro contro gli oppressi, contro il pensiero unico. Questo è il messaggio vero che sta portando avanti Salvini e che è il messaggio primordiale di Bossi. Bossi era nato proprio per portare un messaggio più forte, non è un messaggio da collocare in un unico territorio, è un messaggio da diffondere in tutto il mondo. Ecco che Trump, la vera forza del mondo è la Lega, che è una forza che nasce dal cuore, dentro l'uomo, che vuole essere libero, in altri cuori. Viva la Lega! Grazie Nicolò da Padova, che raccoglie moltissimi applausi dai nostri ascoltatori. Mi piacerebbe immaginare, cioè io voglio immaginare che lui sia un commercialista di quelli serissimi, che proprio tu dici, ma va che persona posata il mio commercialista, esci, lui controlla che non c'è nessuno nella sala d'aspetto, intanto ci ha ascoltato più sottofondo, e adesso chiamo Radio Padania, e c'è la metamorfosi di Nicolò. Abbiamo l'ultima telefonata? Prendiamola. Pronto, benvenuto.
salve, ma sono Mario da Padova. Ciao Mario. Vorrei, Hai sentito Nicolò, visto che sei anche tu da Padova? No, ho staccato un po'. No, ma dico a orecchio, non l'hai sentito dal balcone? No, ma va bene, cioè, va bene tutti, perché siamo tutti uno diverso dall'altro. Ma il bello è quello, certo. Ed è corretto che siamo così. No, vorrei continuare un po' il discorso, cioè, prendere quello che aveva detto Marco da Mantova e aggiungere una cosa. La sottigliezza di Zuckerberg non è che sia legato al dollaro. Quello che ha detto lui è ancora più sottile e ancora più importante, perché la criptomoneta che lui farà non è legata a una, ad esempio, dollaro ed euro. Probabilmente quello che vuole fare lui è legata al territorio e alla zona. Se uno è in Russia pagherà in rubli, e quello lì probabilmente la trasformazione incredibile. Quello è stato detto e quello l'ho letto, non so se sia corretto o meno. Però volevo continuare, volevo dire anche una seconda cosa, sempre riguardo a quello che è successo durante le elezioni, e quindi quello che uno può pensare o non può pensare. Parlando globalmente, nei secoli, quando il potere si è legato alla religione, sono venute fuori delle fetecchie enormi. Vediamo quello che è successo in Arabia Saudita, purtroppo, tra i musulmani, poi con i beduini che si sono legati per il motivo che poi passiamo in Asia. Queste cose, quindi il grande pericolo. Ricordate quello che è successo appena dopo Brezhnev, quando Alessandro II si è messo d'accordo con il potere, che a quei tempi, che 25-30 anni fa, non aveva neanche la minima idea di legarsi alla religione protestante. E cosa sono riusciti a fare? Sono riusciti a fare le cose che noi hanno partorito probabilmente un Putin. Allora, bisognerebbe stare attenti in giro per il mondo a quello che sta succedendo, e voglio dare ragione a Marco. Cerchiamo di vedere anche dei grandi stati tipo 1.200.000.000 di persone che sono in India, che hanno un potere enorme di manodopera, eccetera. Quando scoppierà quella, sarà una bolla che probabilmente abbasserà un'altra di almeno 2 o 3 linee tutto quello che può essere l'economia mondiale. E lì cambiano i giochi, tu dici, poi dopo hai voglia a fare il decreto crescita. Cioè, il fatto di Riace, posso essere d'accordo, oppure Pantelleria, scusami, quello che è successo, mi va bene tutto, però adesso abbiamo volato un po' troppo alti. Comunque, ma non c'è niente, ma l'importante è atterrare, no? Va bene, grazie Mario. Un saluto ancora a Manzoni, agli Anonymous, a Martin, a Gigia, ancora a Lalla, e ancora a George, e ancora un altro amico che non si firma, e poi c'è chi mi chiede di emettere i pinti dollari. Esatto, siamo a posto, la criptomoneta. E ancora Claudio, ciao Claudio, e ancora chi altro c'ha scritto? Stefania, Stefano e Danilo, anche loro ad ascoltarci, oltre ad Alessio da Perugia. Vi ho salutato quasi tutti, chi non è stato salutato perdonatemi. Noi andiamo a chiudere la settimana qui, se non ci sono altre telefonate. E